Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. È nostro ospite in questa occasione Andrea Arman. Bentrovato. Grazie. Buona giornata a tutti. Andrea Arman, avvocato trevigiano, candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale della Camera di Montebelluna, del Montebellunese, comprende tra gli altri anche ad esempio i comuni di Asolo e Pieve di Soligo. Andrea Arman è assurto all'attualità delle cronache, come si dice in questi ultimi mesi, anche per il suo impegno con il coordinamento delle associazioni dei soci delle banche popolari venete, Don Enrico Torta, di cui è presidente, il principale raggruppamento che proprio in questi mesi, in questi ultimi anni, si è occupato della difesa, della tutela delle migliaia di risparmiatori nel Veneto e non solo, coinvolti nel crack delle banche popolari di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E allora proprio da questo tema, che anche possiamo dire, avvocato Arman, una delle cifre della sua candidatura, della decisione di accettare questa candidatura da parte sua, non possiamo che partire. Una situazione, l'abbiamo detto più volte, che rimane molto grave anche nel nostro territorio, e anzi lei dice le conseguenze non sono ancora terminate. No, le conseguenze purtroppo non sono terminate. Oggi stiamo prendendo atto che le previsioni che avevamo fatto lo scorso anno, ovvero che l'operazione Banche Popolari Venete non era un'operazione in perdita per il sistema bancario, ma un grosso affare programmato da tempo e finalizzato al trasferimento della ricchezza dai risparmiatori veneti alla grande finanza, e non solo, ma anche al trasferimento della ricchezza rappresentato dal mercato del credito veneto, che per il 30% era gestito, oltre il 30%, dalle popolari venete, alle altre banche nazionali concorrenti. E questa operazione si è conclusa ed abbiamo la prova della correttezza delle nostre affermazioni fatte un anno fa, perché se scorriamo i bilanci delle banche che in questo giorno stanno per essere sono depositati, vediamo che il 2016 è stato un anno d'oro per tutte le banche, Banca Intesa ovviamente da sola, che ha raddoppiato l'utile arrivando a 7 miliardi e tanti milioni, ma tutte le altre banche del comparto concorrenziale e le popolari venete si sono arricchite, e vi sono anche commentatori che dicono le banche popolari venete sono state una grande occasione per il sistema. Peccato che in questa vicenda ci abbiano ancora una volta guadagnato le banche, perso i risparmiatori e, quel che è più grave, perso e perderà ancora il territorio. I risparmiatori, avvocato Arman, rischiano di perdere dopo i loro risparmi anche i loro beni immobili, ad esempio la casa. Questo è uno dei timori. Questo è un tema delicatissimo, un tema che noi stiamo sottoponendo all'opinione pubblica da molti e molti mesi. Allora, la perdita dei risparmiatori è di circa 11 miliardi e questi soldi al momento sono andati, ma ci saranno moltissimi miliardi che andranno in ulteriore perdita, che sono quelli rappresentati dai crediti deteriorati, normalmente definiti NPL. Il fenomeno però non si limiterà ai soli risparmiatori in debito con le banche e quindi oggetto di recupero forzato sul credito deteriorato, ma avrà delle ripercussioni molto vaste su tutti i risparmiatori. Sottolineo che la casa è una forma di risparmio, il mattone ha sempre rappresentato, specialmente in Veneto, una delle forme di risparmio più appetite dai cittadini perché ritenute più solide. Ecco, la ricaduta sul risparmio rappresentato dalla casa sarà pesantissima, con pesante svalutazione degli immobili e conseguente entrata di fondi speculativi che andranno ad acquistare all'asta gli immobili esecutati, ulteriore deperimento del mercato dell'affitto
e antieconomicità della gestione del patrimonio immobiliare da parte di un privato che non ha neppure la possibilità di detrarsi fiscalmente i costi della gestione di un immobile. Il ragionamento è complesso, meriterebbe un po' di tempo per essere compiutamente esposto. Io invito coloro che ci ascoltano a venirci a sentire magari in qualche incontro pubblico dove abbiamo maggior tempo a disposizione. Proprio questo argomento lo trattiamo, ritengo, in forma abbastanza esaustiva, e sarebbe davvero importante che i veneti comprendessero quali rischi vanno incontro in questo periodo in cui la campagna elettorale ci distrae dai veri argomenti e ci porta ad affrontare questioni che sono marginali rispetto ad un passaggio fondamentale che è quello del risparmio della casa. Una questione che va a colpire specialmente quel ceto medio che in questi anni si è impoverito in maniera pesante proprio per una volontà gestionale da parte del governo e della grande finanza finalizzata a trasferire la ricchezza del ceto medio ai pochi grandi ricchi che diventano sempre più ricchi creando nuovi poveri. Quando si creano nuovi poveri vuol dire che questi poveri partono dall'alto, non salgono dal basso. I nuovi poveri siamo noi ceto medio che giorno dopo giorno ci troviamo impoveriti attraverso scelte governative che non sono nel nostro interesse. Come diceva Andrea Arman, il tema è vasto e complesso e quindi anche le soluzioni non sono per forza di cose semplici, però in una battuta, qual è la priorità secondo lei per cercare di arginare questo ulteriore sacco del Veneto, come l'ha definito? Il saccheggio del Veneto è in corso, io rammento sempre la battuta fatta da un alto esponente, un alto rappresentante di Banca Popolare di Vicenza nel 2015 che interrogato su che cosa succederà al Veneto con candore rispondeva stupro e saccheggio. È quello che si sta verificando ovviamente in termini figurativi. E che cosa fare? Beh, ci sono due cose da fare. La prima, che è fondamentale, che il ceto medio e i cittadini del Veneto si rendano conto di quello che sta accadendo, perché se non vi è consapevolezza della situazione che si sta vivendo non si possono neppure prendere le decisioni adeguate per fronteggiare il problema. L'altra, parlando di programmi, l'altra è una soluzione tutto sommato semplicissima. E basta però avere la voglia e la forza politica di adottarla. Il problema, abbiamo detto, è rappresentato dagli NPL, quindi dai crediti deteriorati, crediti che in questo momento pare siano 360 miliardi, e questi crediti, nella volontà della Banca Centrale Europea, BCE, nella volontà del governo italiano, dovrebbero essere alienati in fretta ad un prezzo che va dal 15 al massimo 20% del loro valore nominale. E dovrebbero essere alienati ai cosiddetti fondi avvoltoio, che sono quei fondi speculativi internazionali che fanno grandissimi affari su questi crediti, perché poi procedono al recupero forzato, si chiamano anche fondi locusta, perché non guardano in faccia a nessuno, passano, mangiano e lasciano soltanto i resti sul territorio. Bene, il problema può essere affrontato, a mio avviso, in maniera efficace, creando un'agenzia di Stato che gestisca gli NPL, i crediti deteriorati, senza lasciar fare gli affari in forma spregiudicata a questi fondi internazionali che altro non sono che i rappresentanti della grande finanza. Quindi interrompere l'Eldorado della speculazione finanziaria sulla disgrazia dei cittadini. Grazie ad Andrea Arman, candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale per la Camera di Montebelluna e del Montebellunese, l'Asolano e il Solighese. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a lei e ancora un saluto a tutti i risparmiatori. Grazie anche da parte mia per averci seguito, vi rinnovo l'invito e l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento dedicati sempre alle tematiche delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.